dal... Va ora in onda Alta Tiratura con Alessandro Gnocchi. Buongiorno, eccoci ad Alta Tiratura, io sono Alessandro Gnocchi, questa è Radio Libertà. Sto registrando, come potete vedere alle mie spalle, dalla sede del giornale. Davanti a me ci sono due lampade che rendono la temperatura di questo ambiente superiore ai 100.000 gradi. Ma cominciamo con le segnalazioni di questa settimana. Faremo una parte seria e una parte un po' meno seria. Partiamo dalla parte seria. Allora, qualche settimana fa è uscito per Adelphi un volume che sì, è stato recensito, ma che è andato un po' sotto traccia. In realtà contiene del materiale clamoroso. Il titolo del libro è Perdersi negli altri e nelle cose, edito da Adelphi. L'autore è Benedetto Croce. Contiene molte lettere di Croce a grandi personaggi, lettere che si collocano cronologicamente tra la fine degli anni 10 e il 1945, e proprio su una lettera del 1945 intendo soffermarmi. Allora, voi sapete che negli anni del fascismo ci furono due manifesti: il manifesto degli intellettuali fascisti, manifesto che fu realizzato da Giovanni Gentile, che peraltro fu amico e allievo di Croce, e poi il manifesto degli intellettuali antifascisti, che fu invece realizzato appunto da Croce. I rapporti tra Croce e il regime sono stati descritti in vari modi. Sicuramente Croce non aderì mai al fascismo, anzi all'inizio della storia del regime, pensò per un attimo, come pensarono molti liberali, che il fascismo tutto sommato sarebbe stato utile quantomeno per porre fine al biennio rosso, insomma la guerra tra destra e sinistra che impazzava per tutta l'Italia. Poi si rese conto invece che il fascismo non era una cosa transitoria, era lì per restare, restò 20 anni, e in quel momento allora ci ripensò, e poi comunque fu sempre in opposizione al fascismo, un'opposizione però silenziosa, nel senso che Mussolini lo riteneva intoccabile a patto che lui stesse zitto, in sostanza. E questo compromesso fu accettato da Croce, che comunque rimaneva il punto di riferimento degli antifascisti in ogni caso. Qui c'è una lettera letteralmente splendida di Croce, datata 1945, scritta a Ferruccio Parri, che era stato uno dei padri della Resistenza italiana, e nel 1945 siamo alle prese con la formazione del nuovo governo, e sentite cosa scrive Benedetto Croce, l'autore del manifesto degli intellettuali antifascisti e il simbolo dell'antifascismo italiano, silenzioso ma comunque contro il regime. Sentite cosa scrive nel 1945 a Parri, che era stato invece uno dei leader della resistenza armata. Siamo in giugno, quindi siamo proprio nel centro della formazione del primo governo, 45. Benedetto Croce scrive a Parri: carissimo Parri, mi giunge ora notizia che mi suona incredibile, che si sia affacciata l'idea di escludere dalla nuova formazione governativa
coloro che furono iscritti comunque al partito fascista. Quindi, caro Parri, mi giunge notizia che vuoi escludere un partito che si dichiara erede del fascismo. Questo significa, prosegue Croce, questo significa ignorare che tutti gli italiani, per esercitare professioni, erano costretti a iscriversi e che ben pochi poterono, rinunziando alle professioni, rifiutare l'iscrizione. Tant'è vero che molti dei più operosi e benemeriti oppositori ed evasori del fascismo erano iscritti e finirono col soffrire lo stesso persecuzione, carcere e peggio. Cioè sta dicendo, ma caro Parri, guarda che tutti gli italiani sono stati costretti a iscriversi al fascismo anche solo per poter lavorare, specie se si trattava di professionisti. E quindi adesso introdurre come discrimine per la partecipazione alla vita politica l'iscrizione al fascismo, a me, Benedetto Croce, sembra un po' stupido. E poi dice, la fronda al fascismo era comunque, diciamo, fatta da persone che nel fascismo erano nate e che erano iscritte al partito. Un partito che seppe in qualche caso, come dire, prendere la fronda e disinnescarla tenendosela vicina. E se voi prendete le grandi riviste del fascismo, e ce ne sono, quella di Bottai è forse la principale, trovate tutta una lista infinita di antifascisti, che però scrivevano su una rivista del regime, perché non c'era altro, perché il regime c'era impadronito di tutto. Ma qua arriva la stoccata incredibile di Benedetto Croce. Il provvedimento segnerebbe nuove arbitrarie distinzioni tra i cittadini italiani e se si adottasse, io non solo uscirei dalla vita pubblica, ma nell'atto stesso farei la mia postuma e ideale iscrizione al fascismo, per correre la sorte stessa di uomini che stimo e amo. Discriminare è un atteggiamento arbitrario e stupido. Ora, questa lettera, io mi aspettavo che suscitasse un putiferio. Qua Croce sta dicendo, se voi escludete tutti quelli che sono stati obbligati a iscriversi al fascismo, benissimo, li escludete dalla vita politica, io anche esco allora dalla vita politica e io, che sono stato il simbolo dell'antifascismo, in quel momento darò la mia ideale adesione al fascismo, in quanto voglio condividere la sorte di questi uomini estromessi che io stimo e amo, perché diciamo non tutti gli iscritti al partito fascista erano fascisti. Croce poi aggiunge che la sua concezione della vita, no? Che è una concezione antitotalitaria, e spiega a Parri che anche dirsi solo antifascisti non è sufficiente per essere nella famiglia democratico-liberale. Per essere nella famiglia democratico-liberale devi essere antifascista e anticomunista. C'è una dittatura nera e c'è una dittatura rossa. La dittatura nera non è peggiore di quella rossa, fanno tutte e due ribrezzo. E questo Croce, che era un uomo di impostazione liberale, lo sapeva e lo diceva a persone invece che facevano finta di non capire e invece capivano benissimo. Cosa stava succedendo in Italia? Stava succedendo che la propaganda comunista stava facendo passare l'idea che tutta la resistenza fosse stata fatta dai comunisti e quindi il comunismo coincidesse con l'antifascismo. Non è vero, non è vero. Nella resistenza c'erano altre posizioni politiche, c'erano i militari, i monarchici, i liberali, gli anarchici, c'erano tante componenti. E quindi, diciamo, questa equazione comunismo uguale antifascismo è falsa.
è una cosa stabilita dalla propaganda comunista che ha vinto la sua battaglia. Croce, già nel 1945, spiegava che invece per essere liberali bisogna essere l'uno e l'altra cosa, antifascisti, anticomunisti. Non c'è una terza soluzione. E in più diceva che introdurre nuove discriminazioni tra gli italiani era errato e che davanti a una discriminazione lui si sarebbe schierato con coloro che venivano discriminati, quei fascisti che avevano discriminato lui. E questa è una grande lezione di un grande maestro che non viene sufficientemente ricordato in Italia, nonostante tutti lo conoscano, meno male, però il suo magistero non è tenuto in adeguata considerazione. Eccoci alla seconda parte di Alta Tiratura. Io sono Alessandro Gnocchi e questa è Radio Libertà. Abbiamo fatto una prima parte molto seria sulle lettere di Benedetto Croce a Ferruccio Parri. Abbiamo visto che Croce si scandalizzava nel 1945 davanti all'epurazione, che era un'epurazione
fatta senza raziocinio. Non tutti quelli che avevano preso la tessera del fascismo erano fascisti, molti furono obbligati per poter lavorare. Comunque questa era la nostra prima parte. Come coda vi propongo questo libro, Massimo Lucioli, Liberetos, La liberazione tradita, i crimini di guerra e contro l'umanità degli alleati verso la popolazione italiana. Questo è un tema che è, diciamo, noto, ovvero come spesso accade durante le guerre, le forze di liberazione, come quelle di occupazione, talvolta si macchiano di reati gravissimi. Lo stupro è un classico, purtroppo. Questo libro raccoglie, diciamo, gli atti, quindi atti processuali che riguardano quelle vicende. La storia è ben raccontata, quello che è il fulcro del libro però è sicuramente sono gli inserti fotografici, che sono veramente interessanti e con foto mai viste, raccolte da Andrea Lombardi, che è l'editore, la casa editrice infatti è la sua, e si chiama Italia Storica. E ci sono appunto tre inserti. Uno porta tutti i verbali, queste sono, faccio vedere 2 pagine, ma è un inserto di 50, porta tutti i verbali dei carabinieri relativi appunto agli eccessi dei liberatori, che rimangono liberatori, non fraintendetemi. Siano lodati quei soldati americani, brasiliani, polacchi, eccetera, che vennero a morire per la nostra libertà. Adesso passiamo dalla tragedia alla commedia e ne approfittiamo anche per fare la conoscenza con una nuova casa editrice che si presenta con dei libri non solo belli come contenuto, ma anche bellissimi come aspetto. La casa editrice è milanese, si chiama Cluster A. Cluster A, tra l'altro, è un accenno spiritoso al fatto che nella classificazione delle malattie mentali il cluster A è quella dei pazzi furiosi, e quindi appunto loro stessi ammettono di essere pazzi furiosi, e bisogna essere pazzi furiosi per fare libri come quelli che tra poco vi descriverò, perché sono libri illustrati benissimo, con una stampa di una perfezione inaudita per una stampa in bianco e nero, e però se andiamo a vedere chi sono i 2 editori capiamo perché c'è questa cura estrema per l'aspetto del libro, perché uno è un ex di Mondadori Electa e l'altro è un ex di Schira, cioè i 2 principali editori di libri d'arte che hanno portato questa esperienza nella cluster A. Vi segnalo gli ultimi 2 titoli di questa casa editrice, perché secondo me sono tutti e 2 dei bei titoli da leggersi quest'estate. Il primo riguarda gli scritti di Conrad sull'affondamento del Titanic, quindi diciamo il più grande scrittore di avventure marinare, a star bassi perché Conrad è molto di più di questo, racconta la fine del Titanic, e lo fa andando a leggere le carte dell'inchiesta che riguardano appunto l'incidente, e anche battibeccando via lettera con quelli che hanno fatto l'inchiesta, perché secondo lui non hanno capito bene cosa fosse successo. Sono 2 articoli godibilissimi e prendono una trentina di pagine di un libro che ne ha circa 120, e però gli altri articoli sono altrettanto divertenti, perché sono appunto tutti gli scritti di mare di Conrad finiti sui giornali. E secondo me è una bella lettura. Il libro non è del tutto inedito, lo fece Nunzia nel 1982, però è completamente fuori catalogo e merita comunque di essere conosciuto. Ma
La vera chicca è un'altra, ed è questa. Purtroppo non ho l'oggetto fisico da mostrarvi, ve lo posso far vedere solo così, ammesso che si veda qualcosa. Come vedete il formato è strano, ma in realtà è meno verticale di quello che sembra la stampante. E diciamo, il libro è un libro di Stefano Varanelli, si intitola Sotto la piramide e come sottotitolo recita: Houdini e Lovecraft indagano l'ignoto. Houdini, come voi sapete, è stato il più grande mago della storia, famoso per riuscire a liberarsi dalle catene, nonostante fosse sul fondo di una vasca piena d'acqua, e Lovecraft invece è il principale autore horror della storia, nel senso che tutti poi si sono ispirati da lui. Lui ha creato questi cicli con queste antiche divinità terrorizzanti come Cthulhu, che sono poi entrati in un sacco di altre opere anche musicali. I Metallica hanno una canzone famosissima che si intitola The Call of Cthulhu, ispirata a Lovecraft. Ma ecco, quello che pochi sanno, io ad esempio non lo sapevo, pur essendo un fan di Lovecraft, è che Harry Houdini era amico di Lovecraft. Questo mi sembra un po', cioè se pensate, insomma, il re dell'orrore e il più grande mago erano amici. E come diventarono amici? Diventarono amici per questo motivo, perché a Harry Houdini venne chiesto da una rivista che si chiamava Weird Tales, famosissima, esiste ancora, un racconto, solo che Houdini aveva questa caratteristica, aveva le idee buone, ma scriveva veramente male. Allora si mette a cercare qualcuno che possa aiutarlo nella composizione del testo. Cerca di qua, cerca di là, dice: oh, questo Lovecraft è bravo. E sceglie appunto Lovecraft. E Lovecraft gli scrive questo racconto. E quindi qui inizia l'amicizia tra i due. Eccezionale la ricostruzione in questo libro appunto dell'amicizia tra questi due personaggi incredibili, perché erano uno più strano dell'altro. Lovecraft poi era un pazzoide sostanzialmente, e quindi ci sono trucchi, sedute spiritiche vere, sedute spiritiche allestite a uso e consumo degli ospiti, inganni, terrori veri, illusioni. È molto divertente questo libro. D'altronde con due personaggi così, se l'autore è bravo, in questo caso è bravo, è facile che esca una storia, insomma, carina. E una delle domande che Houdini pone a Lovecraft è: ma è possibile comunicare con gli spiriti? Lovecraft dice: ma forse non lo so. Houdini dice: no, secondo me invece si può. E da lì si apre una storia di medium, ciarlatani e così via. È un libro divertente, è un libro che costa 18 euro, è corposo, sono circa 250-300 pagine, è molto divertente. Il libro è di una bellezza incredibile, perché alternate alla narrazione trovate i veri manifesti di Houdini, i veri oggetti di Houdini, i manoscritti di Lovecraft. Insomma, potete anche vedere proprio la storia oltre che leggerla. Quindi sia lodata Cluster A, che è così pazza da portarci questi libri bellissimi. Vi do appuntamento alla settimana prossima. Avete ascoltato Alta Tiratura.